620 ospiti, attualmente i positivi sono 8, quasi tutti asintomatici, 9 invece positivi tra gli operatori. È la situazione complessiva delle 5 sedi di Altavita IRA, il più grande istituto per anziani della provincia di Padova, con le sue 5 strutture. Mascherine e guanti non sono un problema, la FFP2 le fornisce la regione per le chirurgiche, l'istituto a scorte per 6 mesi. La vera emergenza sono gli infermieri. Sì, e questo è il dramma di tutte le strutture. Non ci sono infermieri e in questo momento ne abbiamo un grande bisogno, soprattutto perché dobbiamo svolgere noi le attività di screening, sia rivolte al nostro personale, sia quelle rivolte ai nostri assistiti. E questo impegna moltissimo perché, per esempio, presso il centro servizi di via Beato Pellegrino, abbiamo che tutte le mattine e il primo pomeriggio un infermiere o un medico dedicato per svolgere questa attività. I tamponi agli operatori vengono fatti ogni giorno, ogni 20 giorni agli ospiti. Un confronto continuo anche con l'ULSS 6 che riunisce il tavolo dei coordinatori ogni 2-3 settimane. Dal 17 ottobre anche questo istituto ha bloccato le visite di parenti e familiari. Stiamo organizzando in modo tale da poter effettuare 2 videochiamate alla settimana e spero anche entro 10 giorni di poter organizzare qualche videochiamata attraverso le vetrate. Insomma, un modo per vedere l'anziano tutto intero, fondamentale soprattutto per chi è affetto da demenza e fatica a comunicare con un video. Una relazione difficile che comunque è stata apprezzata dall'80% dei familiari che hanno risposto a un sondaggio realizzato dall'istituto. Un pensiero agli anziani, un pensiero per chi a casa soffre la lontananza.